Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia, attraverso l'Ufficio di Educazione Cooperativa, realizza da più di 10 anni progetti di alternanza scuola-lavoro. L'obiettivo è diffondere nelle scuole il modello cooperativo, a vantaggio non solo del movimento stesso, ma per una crescita civile della società nel suo complesso. Tra le progettualità più apprezzate c'è l'impresa cooperativa scolastica, ovvero progetti di simulazione di impresa realizzati all'interno della scuola. I ragazzi vengono aiutati a sviluppare una propria idea e a trasformarla in un'impresa simulata. Il singolo individuo all'interno del mondo del mercato del lavoro è debole, in quanto il mercato è un mondo alquanto ingiusto, dove il singolo, piccolo, può rischiare di essere sopraffatto dal più grande e forte, come aziende di grande rilevanza che hanno molti ettari di terreni e che hanno la più possibilità di lavorare rispetto al singolo, che magari è un semplice contadino, magari anche vecchio o che ha appena aperto la sua attività. La cooperativa può offrire questa possibilità di aggregazione, dove sia l'uomo, inteso come persona, sia la comunità, intesa come società, può migliorarsi e apprendere nuovi concetti e migliorarsi dal punto di vista antropologico. L'unità è importante all'interno di una cooperativa perché il singolo è debole, ma la comunità è forza. Per noi il territorio è molto importante anche perché la nostra cooperativa lo sfrutta molto in senso fisico, infatti la nostra cooperativa si chiama For Men For You e miriamo a riprendere quelle che sono le varietà di frumento che sono andate perse durante gli anni e miriamo con questo progetto a riprenderle e a farne dei nuovi prodotti innovativi tramite anche coltivazioni innovative che mirano a non rovinare la superficie del territorio e rendere minore l'impatto ambientale. Il tema della nostra cooperativa è la solidarietà, perché noi vogliamo eliminare le differenze che ci sono tra noi e i ipovedenti, i non vedenti. E il nome della nostra cooperativa è Neverland, il mondo che c'è, ispirato al film Neverland, il mondo che non c'è, perché Neverland è un mondo che non esiste, è immaginario, ma noi vogliamo renderlo accessibile ai ragazzi e alle persone che non possono vedere. Il protagonismo di questo progetto è stato più che altro fare noi, decidere noi quello che dovevamo fare e scegliere le cose più importanti, le azioni. È stato utile anche per farci conoscere il mondo del lavoro, come si lavora e come ci si organizza. Il futuro, l'imprenditoria sicuramente è qualcosa di importante, soprattutto nella fascia giovanile. Sicuramente dato che è un periodo economicamente difficile, l'imprenditoria può essere sicuramente uno sbocco economico differente e anche un modo per creare lavoro. Si collega sì alla cooperativa, la cooperativa è comunque un qualcosa che ha fatto riflettere, fa conoscere più in prima persona i ragazzi e i giovani quello che è l'ambito economico. L'essere simulazione implica la necessità di semplificare la struttura reale, ricreando però dei processi quanto più possibile aderenti alla realtà, mettendo gli studenti di fronte alle stesse problematiche che devono affrontare gli imprenditori. Si permette loro di acquisire non solo conoscenze teoriche, ma anche competenze, atteggiamenti, mentalità. Ritengo questo progetto di educazione cooperativa molto significativo e molto coerente con l'indirizzo della nostra scuola, che è un liceo delle scienze umane, perché contiene dei valori importantissimi come quello della cooperazione, del gruppo, dello stare assieme, della solidarietà, del collaborare, che è un valore fondamentale per il nostro indirizzo di studi. Poi c'è l'idea del poter fare assieme, dell'avere delle iniziative, del credere in se stessi, no? E questo è un aspetto che non è molto presente nelle scuole. Non è solo l'idea dell'imprenditorialità, ma l'idea dell'iniziativa di qualsiasi tipo essa sia, no? Per cui questo è un valore, diciamo, universale che è contenuto all'interno di questo progetto. Ci sono poi valori come la democrazia, cioè il confronto, il gestire i conflitti. Quindi i ragazzi hanno lavorato in gruppo, si sono attivati, quindi tutti gli aspetti della didattica attiva, cooperativa che noi riteniamo validi sono stati presenti e i ragazzi alla fine lo hanno riconosciuto
pienamente. Alla fine uscendo troverete gli ingressi un po' prima. Io progetto ci tenevamo veramente molto con l'obiettivo di promuovere l'autoimprenditorialità cooperativa nei giovani e segue Con Confcooperative collaboriamo da alcuni anni. Quest'anno scolastico in particolare il rapporto è stato più stretto e i ragazzi hanno potuto sperimentare la simulazione di una cooperativa, cioè si sono dedicati a in qualche maniera fondare, mettere a punto un progetto cooperativistico. Nel piano dell'offerta formativa noi abbiamo già questa tendenza a favorire in qualche maniera i valori della cooperazione, della sostenibilità, dell'etica. Confcooperative ha perfettamente centrato quest'anno la proposta, la scuola, la raccolta, e abbiamo realizzato dei bellissimi progetti di alternanza scuola-lavoro. Per noi questa è alternanza scuola-lavoro perché i ragazzi si confrontano comunque con il mondo reale, anzi è una forma di alternanza forse più nobile del tirocinio, dello stage, dove i ragazzi vanno in una determinata azienda agricola e in qualche maniera interagiscono con l'azienda stessa. In questo caso invece sono protagonisti, portano avanti dei progetti, delle idee e per cui si confrontano sulla risoluzione anche dei problemi. No? Nel nostro caso, al Brignoli di Gradisca, naturalmente non potevano che pensare a una cooperativa di tipo agricolo. Ne hanno guadagnato sicuramente in termini di consapevolezza delle loro potenzialità e anche si è creata una collaborazione tra gli studenti che è proprio quello che si voleva in qualche maniera promuovere con la collaborazione con Confcooperative. La giornata di oggi conferma e conclude, ma in realtà inizia il prossimo ciclo di relazione fra il mondo di Confcooperative e il mondo della scuola. L'obiettivo è quello di consegnare a chi avrà la fortuna di vivere il futuro, di consegnare una storia, una tradizione, valori che fanno la differenza fra fare impresa e fare affari. Noi siamo convinti che dobbiamo e possiamo aiutare questi ragazzi a vedere l'impresa come un'opportunità di lavoro, ma soprattutto come un'opportunità per cambiare la vita a molte persone, a molti abitanti, creare lavoro, creare valore in un senso più ampio rispetto al semplice valore economico.